Buonasera a tutti e benvenuti a 4 domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore. Io sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi due ospiti provenienti dall'altra parte dell'oceano. Giuliana Montagnard, imprenditrice del Sud America, e Luciano Gastaldo, presidente del Comitato dei Veneti del Rio Grande do Sul. Buonasera Giuliana e buonasera Luciano. Buonasera a tutti, che piacere essere con voi. Ciao, buonasera Luciano. A tutti quanti. Ecco, allora questa sera siamo qua, purtroppo doveva esserci con noi anche il presidente dei Veneti nel Mondo, Aldo Rozzi, ma purtroppo ha avuto un problema tecnico e non riesce a collegarsi. E mi permetto di fare un piccolo preambolo di quello praticamente che avrebbe dovuto dire lui, che cos'è il progetto Global Venne, che è un progetto ideato dall'Associazione Veneti nel Mondo in collaborazione con la Regione del Veneto, con l'assessorato dei flussi migratori. È un progetto che tende a creare una rete tra contatti professionali e imprenditoriali dei veneti presenti in tutte le parti del mondo. Sappiamo che veneti o persone di origine veneta in giro per il mondo sono circa dai 5 ai 6 milioni, tra cui molti imprenditori. Io ho avuto la fortuna di conoscerne alcuni in Australia e devo dire che anche in Arborea, che gli imprenditori in giro per il mondo fanno fare sicuramente una gran bella figura a noi veneti che siamo qua. Quindi ringrazio Giuliana come imprenditrice e ringrazio Luciano per come tiene salda queste comunità di veneti nel Rio Grande do Sul. Infatti comincio con te, Luciano. Il Veneto, come ha sentito l'associazionismo in Rio Grande do Sul? È ancora nostalgia e folklore o c'è un passaggio successivo che, vista anche come una potenzialità economica, far parte della comunità dei veneti? Grazie Matteo, prima di tutto è una grande soddisfazione partecipare di questo intervento, complimenti per questa bella iniziativa. Un saluto anche per la Giuliana, sicuramente una imprenditrice più importante da noi. Un particolare saluto al presidente Aldo Rozzi, peccato non sta presente da noi, però lui è una persona che ho un'ammirazione grande perché lui sta sempre in moto per costruire ponti tra veneti nel mondo. Devo dire che la tua domanda è buonissima perché l'associativismo da noi sicuramente è più forte. Sono il presidente, come tu hai detto, del Comitato Veneto dello Stato del Rio Grande do Sul, che è il sud del Brasile, e nostra federazione sono più da 40 circoli aderenti, in ogni circolo posso dire che sono presenti più di 50-100 persone. Per questo motivo sempre si autodiciamo la 8ª provincia del Veneto. E ovviamente in 100% di questo circolo la veste nostalgica e la veste folclorica è molto forte. Devo dire anche che più importante che la nostalgia è la parte dell'amore, della passione per le nostre radici. E come dice, ricorda lo stemma del banderone dei veneti del mondo: le radici profonde non gelano mai. E questo penso che sia il nostro incarico principale, Matteo, è di lavorare sempre a favore di mantenere viva la cultura veneta, la cultura dei nostri antenati. Ovviamente questa seconda domanda che tu mi fai, si viene insieme una parte si la vedo con una potenzialità economica. Devo dire che la risposta è: entrambi sono importanti, perché senza la cultura non penso che non facciamo niente.
Giuliana è imprenditrice, sai che la parte più importante di una impresa è la cultura, è la cosa che pensa il capogruppo, è la cosa che i dipendenti fanno senza pensare, la cultura della impresa. E faccio un esempio pratico di questa domanda che tu mi hai fatto. La mia associazione da Jaguarì, il nostro vicepresidente, che si chiama Elio Giuseppe Bouser, abita a Garda, Verona, e lui è rappresentante per tutta l'America del Sud della impresa General Diaz, che fa macchine per pellets, che fa pellets per composto organico, pellets per energia pulita, una grossa impresa di Verona, e tutto l'anno lui viene da noi. Quando lui viene da noi è sempre una grande motivazione per pranzare, cenare con lui, chiacchierare, e attraverso di lui abbiamo creato un ponte con la scuola Ottomar Lorenz di Milano, che è una città vicina a Venezia, e abbiamo fatto un gemellaggio scolastico attraverso di lui. E così con questo gemellaggio tutti hanno due docenti, 3 studenti vengono da noi, il prossimo anno verso noi a Milano. Giuliana ha partecipato nel 2015 di questo progetto e questo progetto è basato nella parte dell'agraria, dell'agricoltura familiare, perché questa è una realtà del Veneto, è una realtà anche nostra. E prima della pandemia abbiamo pensato di mettere in contatto la Coldiretti, che sono cooperative di agricoltori familiari da Treviso con noi. Dopo altro pensiero che abbiamo è mettere anche imprenditori, ma tutto il progetto economico comincia piccolino e tutto comincia da dove? Delle persone, non sono il governo che partono a fare grandi progetti, sono le persone. E ti faccio una domanda, Matteo. Cosa pensate voi, Matteo Giuliana, quando arriva da noi o altro paese, altre nazioni, e trova in piazza centrale un leone di San Marco all'auto? La prima cosa che pensa è sono a casa, sono con persone prossime. E così è più facile di partire con un progetto economico. Per questo motivo io penso che entrambe le cose sono importanti, la parte culturale e la parte economica, perché non possiamo vivere solo la parte della nostalgia. Così, dopo che mancano i nostri anziani che conoscono la lingua veneta, che parlano la lingua veneta, se non facciamo un lavoro di base, se non mettiamo in interscambio i nostri giovani, tutto sarà perso, penso io. E questo è il nostro incarico, questa è la nostra responsabilità. Per questo motivo ringrazio e faccio il mio vivissimo complimenti a te, Matteo, per questo bel progetto, perché è una forma eccellente di mettere a lavorare insieme la parte di cultura sociale, la parte economica. È una bella iniziativa. Complimenti. Grazie ancora. Passiamo a Giuliana. Giuliana, tu sei, le tue origini venete, i tuoi genitori sono di Mansuè, Treviso, e che sono arrivati in Brasile e hanno iniziato con questa attività imprenditoriale. Ce la vuoi spiegare? Perché appunto il Mattè qua da noi non sia molto conosciuto. Poi ci vuoi spiegare che cos'è, quali sono i prodotti forti della tua azienda e se sei riuscito a trovare fornitori o clienti qua in Veneto? Benissimo. Prima di tutto, Matteo, grazie dell'invito e tanti complimenti sia a te dal lavoro che sviluppate direttamente dal Veneto e anche a Luciano per Converse, per tutto questo lavoro di continuità di quello che hanno iniziato i nostri antenati qua e non si può guardare al futuro senza guardare tutta la costruzione del passato. È molto bello innovare e guardare avanti sia culturalmente che economicamente, ma sempre guardando le nostre radici. Questo è il motivo per il quale io ho voluto studiare un periodo in Italia per tornare alle mie origini, il che raccomando a tutti i giovani che abbiano l'origine
italiane qua nel sud del Brasile, che sono tantissime, perché è un'emozione che i nostri antenati, il mio bisnonno voleva tantissimo tornare alla sua Italia e non sono mai tornati. Quindi queste storie che un giorno hanno lasciato la loro bella Italia per affrontare, attraversare l'oceano e trovare una terra nuova, è un'emozione che a tutti quanti è rimasta nel cuore, fino a noi nipoti, e Luciano sa benissimo per il lavoro che sviluppa nell'associazione. Quindi è un riscatto più che culturale, è una cosa più che nostalgica, è quasi un rispetto a quelli che un giorno hanno messo la loro vita a rischio per cercare nuove opportunità di lavoro, nuove terre, e dobbiamo assolutamente continuare. Per avere sviluppo economico bisogna avere una cultura. Ha detto benissimo Luciano, un'azienda non vive senza cultura. Se io non trasmetto i valori ai nostri dipendenti, l'azienda non ha la sua anima. Quindi l'anima qua è ancora veneta. Questo bisogna trasmettere, perché quando sono stato in Italia, com'era difficile dire a loro che la nostra anima è veneta, è ancora in Italia. Noi abbiamo ancora la nostalgia che ci hanno trasmesso bisnonni, nonni, papà, mamma e così via. Quindi complimenti per la continuità, che questo rimanga sempre per tutte le prossime generazioni, e questo è anche il nostro dovere, trasmettere questo. Dunque, l'azienda di mate o matè, questa bevanda sudamericana, conosciuta prima dall'Indios Guarani. Dunque, l'Indios Guarani, con la loro enorme saggezza, sapevano ovviamente che cosa faceva bene alla salute. E oggi la scienza già comprova questo, perché ci sono innumerevoli studi, ricerche in vari paesi del mondo che comprovano il potere di vitamine, di antiossidanti e di sali minerali che contiene questa pianta. Una foglia di mate contiene più di 150 principi attivi, dei quali gli antiossidanti ovviamente fanno la differenza se comparato ad altri vegetali, altre culture, no? E quindi il mio bisnonno, arrivando qua, l'origine del nome Illopolis, polis ovviamente del greco città, Ilo invece è di Ilex paraguariensis è il nome scientifico della pianta. Quindi è una regione che cresce in abbondanza, e non solo in abbondanza, ma anche ha un sapore, per conto del territorio, di suolo, altitudine e di clima, che fa sì che il mate che cresce qua abbia una qualità considerata superiore ai palati più esigenti. E quindi anche questo vorrei riprendere, Luciano, quando siete venuti in fabbrica con i ragazzi nel 2015, è stato uno scambio bellissimo, perché loro erano della scuola agricola italiana, ovviamente, sono venuti qua e hanno potuto visitare il vivaio delle piantine di mate, hanno potuto visitare le piantagioni, l'azienda, la produzione. Quindi tutto questo è cultura, e può anche diventare uno sviluppo economico, perché no? Clienti in Italia, vero? Clienti in Italia, stiamo svolgendo ancora il mercato italiano, è una mia sfida quasi particolare, perché io penso sempre, se gli italiani che sono arrivati qua hanno bevuto il mate, perché gli italiani che vivono in Italia non può piacerlo? E io questa sfida personale la sto sviluppando anche con innovazioni nel settore del tè, quindi sto abbinando il mate alla cultura del tè. Ho fatto una fiera a Torino l'anno scorso, è andata molto bene, ho avuto anche clienti veneti visitando questa fiera, e quindi le prospettive per inondare il mercato italiano e soprattutto veneto è una priorità per me, ci tengo proprio nel cuore. Sono contento, speriamo che funzioni. E mi sembra di aver capito che c'è già un circolo del mate qua in Veneto. Esatto. Sì. Luciano può Club parlare. de Erba Mate. Club del Mate, sì, che è tipo una estensione del Club del Mate Brasil, e è stato fondato da Juric, che Luciano mi ha introdotto, Club del Mate, con anche tanti fan, diciamo così, tanti follower, nel senso già conosciuti, persone anche famose. Diventa una cosa molto carina questa idea del Club del Mate. Complimenti a Juric.
Matteo, due paroline velocissime. Quando il professore Lanfranco da Milano è arrivato a Illopolis e ha trovato la prima volta Giuliana, lui mi ha detto: Luciano, lei è una macchina di guerra da lavorare, una macchina di guerra veneta, vera? È un bel esempio di un rapporto economico che il centro è il cuore, che è cominciato tutto con il cuore, il complemento il sangue, perché il DNA di chi ha attraversato l'oceano in nave, 2 mesi di viaggio, io dico sempre, ma alle persone mi domandano: ma perché vuoi portare l'erba mate al mondo, alle altre persone? Ho detto: andare oltreoceano è dentro di me, è nel mio DNA, perché i bisnonni hanno trasmesso, io non lo so spiegare, io sento che devo farlo, tutto qua, e quindi abbiamo questa grinta che è un po', sicuramente è un po'... Eventualmente, Giuliana, a fine serata, se mi mandi un link di chi ti compra qua il tuo mate qua in Veneto, in Italia, che così sulla pagina Facebook posso fare un post e che chi è interessato può rivolgersi al tuo distributore qua in Italia e quindi, tra virgolette, creiamo un business e sosteniamo un'azienda di Veneto. Grazie del sostegno. C'è già l'importatore che a Torino, a Novara, a Milano ne abbiamo un negozio che vende già i nostri prodotti, e quindi speriamo prestissimo di essere in Veneto, perché questo importatore c'ha clienti, ha dei clienti importanti anche in Veneto, quindi il legame è già costruito. Grazie della diffusione. E adesso una domanda a tutti e due, però diamo la parola adesso a Luciano per cambiare. Che cosa dovrebbe fare affinché il progetto Global Ven inizi ad essere un vero e proprio database mondiale, dove i veneti da qualsiasi parte del mondo vadano lì per cercare, quando cercano un fornitore, quando cercano un cliente? Cosa dobbiamo fare perché far partire questo database? Altra buona domanda. Matteo, penso che la prima cosa che dobbiamo fare è questo che stiamo facendo adesso, è fare una divulgazione in marketing del progetto Global Ven, perché penso che il punto di riferimento in altri paesi sono le associazioni. Perché quando i veneti vengono da noi, dal primo posto che trovano sono associazioni, giusto Giuliana? Sono le persone che amano la cultura italiana, la cultura veneta, e che sono felicissimi di ricevere la sua casa, di portare in aeroporto, di fare il trasferimento di tutti i veneti che vengono da noi. Così penso, Matteo, che la prima cosa importante è spiegare alle persone giuste il progetto. Chi sono le persone giuste? Sono i presidenti delle associazioni, dei circoli aderenti di questo progetto. Ho visto nella pagina su Facebook di Global Ven che il partenariato sono associazioni veneti del Veneto, Bellunesi, e il Veneti nel mondo, Vicentini, altri come in Brasile il Comitato di Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Penso che si deve fare una live con i presidenti per spiegare bene il progetto, perché loro che vanno a spiegare alla sua gente, giusto? Esatto. Un esempio che posso dare: io sono presidente del Converse, io non sapevo di questo progetto, peccato. Perché? Perché il presidente del comitato, federazione, cambiano ogni 2 anni, 3 anni, 1 anno. Così penso che tu devi fare una live per fare spiegazioni ogni 6 mesi, per esempio, per l'aggiornamento di informazioni, giusto? Cosa che stanno facendo, cosa che si può fare, perché questo funziona come una motivazione, sai? E motivazione non è una cosa che tu fai una volta, punto e basta. Motivazione è una cosa che bisogna fare tutti i giorni. Non so se la mia risposta è stata chiara, ma penso che questo intervento che abbiamo fatto è la prima cosa che dobbiamo cominciare. Giusto? E dal punto di vista imprenditoriale,
Cosa pensi, Liliana? Stavo proprio pensando, perché bisogna prima di tutto organizzare in modo che avete dei punti di appoggio in ogni continente, perché è una cosa globale, quindi ovviamente Esatto. dovete avere, e penso che quello che ha detto Luciano è perfetto, nel senso che appoggiarsi tramite le associazioni, perché loro hanno già un database, conoscono la regione, è impossibile che voi riuscite a ricavare un database se non tramite loro. Loro conoscono gli imprenditori, conoscono le scuole, conoscono i settori. Dobbiamo, secondo me, dividere un po' per settori: settore economico, settore culturale, settore e anche dentro dell'economico, diciamo, qua c'è la zona del vino, c'è la zona dei mobili, Bene. la zona degli alimenti che siamo noi come un'infusione, poi ci sono altre cose che possono interessare come scambio economico a livello aziendale, quindi settorizzare, ma appoggiarsi soprattutto a queste entità, queste associazioni che sono serie, che conoscono la zona, e da lì partire le domande di un settore o dell'altro per partire con questo scambio, con questa continuità e sviluppo davvero, e sviluppo economico per regione, per interesse, per gruppo di attuazione. Quindi c'è un lavoro da fare dai presidenti e per poi scendere in verticale in piramidale tutta la base dei soci. Secondo me Io inizio. vi ringrazio infinitamente della vostra disponibilità. Lì è ancora pomeriggio, quindi mezza giornata di lavoro vi aspetta ancora. Noi siamo prossimi ormai a coricarci. Vi ringrazio infinitamente della vostra disponibilità. Spero che questo sia il primo passo di creare un grande mercato. Adesso va di moda dire il B2B, business to business. Io invece parlo di un V2V, Veneto a Veneto. Ah, perfetto. Perfetto. Ti ringrazio Emiliana, grazie Luciano e auguro a tutti una buona giornata e un buon San Marco che vi protegga. Avanti Veneto, avanti insieme. Grazie. Grazie Matteo, grazie e buona serata a voi, grazie ancora dell'invito. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.